mortali in Romea, i sindaci di Chioggia, Mira, Campagna Lupia e Codevigo chiedono un incontro urgente ad ANAS e Regione sul tema sicurezza. Intanto il governatore Stefani annuncia importanti novità. Doppio incidente in A4 tra Cessalto, San Donà e Portogruaro. 6 i mezzi coinvolti con il camionista rimasto incastrato nel tir. I sinistri alle 10 e alle 11. Sul posto anche l'elisoccorso 118. Torna l'allarme caldo con la terza ondata che riporta in primo piano il rischio salute e allerta gialla su pianura e costa del Veneto. In Veneto presto un'app contro le nutrie e molte le specie invasive. La nuova strategia della regione per contrastare gli ingenti danni ad argini e coltivazioni e per contenere il problema. Il sindaco di Chioggia ha firmato un'ordinanza antivetro e antilattine fino al 30 settembre. Questo, dice, per garantire decoro e sicurezza a residenti e turisti. Dopo aver salvato una bimba di 2 anni dal soffocamento, incontrati dal sindaco di Venezia Simone Venturini, 2 agenti eroi della polizia locale. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione veneziana di Antenna 3. Tanti temi che tratteremo in questa edizione. A proposito di incidenti mortali lungo la Romea, i sindaci di Chioggia, Mira e Campagna Lupia e Codevigo chiedono un incontro urgente con ANAS e la Regione sul tema proprio della sicurezza. Intanto il presidente del Veneto, Alberto Stefani, annuncia importanti novità. Sappiamo che la Romea è una delle opere, forse l'opera più importante di cui necessita il nostro territorio e soprattutto per quanto riguarda la messa in sicurezza. Insomma, i dati di questi giorni lo dimostrano. 3 morti in poco più di 10 giorni riaccendono i riflettori sulla sicurezza della strada statale Romea. L'ultimo incidente mortale nel territorio di Campagna Lupia ha portato a 3 il bilancio delle vittime, rilanciando il dibattito sulla necessità di interventi strutturali lungo una delle arterie più critiche del Veneto. A perdere la vita nell'ultimo schianto il motociclista trevigiano Maurizio Scomparin, di 62 anni. Ancora in ospedale la passeggera che era con lui. 2 giorni prima, sabato 4 luglio, era morto il 34enne Andrea Favaro, residente a Mira, anche lui in sella a una moto lungo il tratto padovano della statale. Il 26 giugno, sempre a Campagna Lupia, un altro incidente era costato la vita a un camionista veronese. Di fronte a questa sequenza di tragedie interviene così il presidente della regione Alberto Stefani. Sia sulla 308, su cui abbiamo approvato la destinazione di fondi per il progetto di raddoppio a Stralci, tra l'altro sarà pronto entro le prossime settimane. Anche sulla Romea ci sono delle interlocuzioni in corso. A gennaio ero stato al Ministero e poi ad ANAS per quanto riguarda il rettilineo e poi l'eventuale variante di Chioggia. Poi ovviamente una volta conclusa la fase di progettazione c'è la fase di finanziamento e di cantierizzazione. Secondo quanto comunicato dal presidente ANAS, ha concluso la redazione del DOCFAP, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che riguarda il raddoppio del rettilineo tra Codevigo e Lughetto e le varianti di Chioggia, Rosolina e Portoviro. I tempi per la realizzazione tuttavia restano lunghi. A settembre prenderà il via il dibattito pubblico, durante il quale il documento sarà illustrato e discusso con amministrazioni locali, cittadini e categorie economiche. Al termine del confronto sarà individuata la soluzione progettuale da sviluppare, passaggio necessario per proseguire con la progettazione definitiva e le successive fasi che porteranno alla realizzazione degli interventi. Ed è stato chiuso per un'ora il tratto tra Portogruaro e Cessalto in direzione di Venezia a causa di un doppio incidente. Il primo sinistro si è verificato dopo le 10 tra Cessalto e San Donà. Si sono scontrati un furgoncino, un furgone e un'auto coroulotte e una persona ha riportato lievi ferite. La collisione tra i veicoli ha causato alcuni rallentamenti che non si esclude possano essere all'origine del secondo incidente, nel quale sono stati coinvolti 3 mezzi pesanti, avvenuto poco prima delle 11 tra San Stino di Livenza e Cessalto. Il conducente di uno dei mezzi è rimasto incastrato ma cosciente. Sul posto la polizia stradale di San Donale, l'Isoccorso, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. E il meteo regionale prevede per oggi e domani condizioni di disagio in lieve peggioramento fino a risultare in prevalenza intenso su tutte le zone tranne sulle aree montane e pedemontane, dove rimarrà in prevalenza moderato. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha infatti dichiarato pertanto per oggi e domani l'allerta gialla per disagio fisico da ondate di calore sulla pianura e sulla costa del Veneto.
E a proposito, il Veneto ha sete, servono infatti milioni che non ci sono per avere nel 2028 un bacino che garantisca appena 10 giorni di autonomia idrica. A dirlo è l'allarme proprio lanciato dall'assessore regionale Dario Bond. Solo per affrontare la questione, quella più limitata della provincia di Rovigo e della Bassa Padovana, servono solo per creare dei piccoli invasi per l'accumulo di acqua e dare un'autonomia di 10 giorni, ci servono almeno 50 milioni di euro. Peraltro opere che sono già state indicate dal territorio da diverso tempo e che non hanno trovato soluzione e giustificazione. E ci sono questi fondi adesso in regione? Non ci sono, non c'è nulla, quindi bisogna pregare. E l'allarme lanciato dall'assessore regionale all'agricoltura Dario Bond, con l'emergenza siccità in atto e dichiarata dal presidente di regione Alberto Stefani e i fiumi ai minimi storici con la portata del Po ridotta del 70% e quella dell'Adige del 60%, il Veneto non possiede fondi per i grandi piani antisiccità strutturali, quali i nuovi bacini di accumulo in pianura. Le risorse regionali risultano insomma insufficienti, così Bond. Dobbiamo trovare e cercare di individuare delle risorse per almeno dare, non dico una risposta adesso, ma una risposta fra 2 anni e mezzo. Se non si comincia a fare reperimento di risorse adesso, io penso che neanche nel 2028 possiamo praticamente avere una piccola risposta. Che piccola risposta significa? Avere un'autonomia di 10 giorni, no di un mese. L'intrusione dell'acqua marina che risale lungo la foce del Po minaccia concretamente i terreni agricoli e la potabilità della rete idrica locale. In una parte del Veneto, la parte bassa, abbiamo già delle progettazioni pronte, dobbiamo trovare i soldi per farlo. Non sto criticando chi mi ha preceduto, perché capisco la difficoltà che c'è, però da qualche parte bisogna cominciare. E a proposito di temi ambientali, arriverà presto in Veneto un'app contro le nutrie e molte specie invasive. Infatti è la nuova strategia della regione per contrastare gli ingenti danni causati agli argini, alle coltivazioni e per contenere il problema. Il Veneto dichiara guerra alle nutrie e lo fa con un'app che entro fine mese verrà lanciata sulla piattaforma Google, il cui nome è ancora in corso d'opera. 180 milioni spesi in questi ultimi 10 anni per abbattere annualmente circa 60.000 capi rispetto al milione stimato nella nostra regione, con la conta dei danni che ammonta a oltre 800 milioni di euro. L'abbattimento per 50 chilometri sui 5.000 abitati dal roditore vede annualmente 5.000 persone impiegate tra cacciatori e agricoltori. Purtroppo le nutrie causano danni non solo all'agricoltura ma anche a tutti i corsi d'acqua, ai quelli che sono gli argini e quindi di conseguenza può arrecare veramente danno soprattutto quando ci sono le piene. 660.000 euro i fondi stanziati dalla regione nella convenzione con i consorzi di bonifica, brevemente AMBI, per creare la filiera per il rimborso spese pari a 3 euro a nutria per chi provveda ad abbatterla e gestirne lo smaltimento della carcassa, secondo direttive veterinarie. Credo che sia un'operazione importante che va nella direzione giusta, cercando di risolvere un problema, ripeto, sia delle imprese agricole sia dei consorzi di bonifica, ma poi che si riflette direttamente sulla sicurezza del cittadino. La nutria, conosciuta anche con il nome commerciale di castorino, è un roditore di origine sudamericano, diverso dal rat musqué, cioè il topo muschiato, originario invece del Nord America, entrambi importati in Italia negli anni 50 e 60 per le loro pellicce, utilizzati per colli, polsi e cappotti. Hanno una capacità riproduttiva anche di 3 filiate all'anno. Anche il cinghiale Libis sacro, conosciuto come specie aliena invasiva, verranno inseriti con le nutrie nell'app regionale veneta. È evidente che bisognerebbe intervenire per cercare di contenere la specie con prelievi nell'ordine del 500-600 mila esemplari almeno, e quindi siamo un po' distanti. E quindi anche questo tipo di intervento, assieme ad altri interventi anche, potrà sicuramente favorire gli abbattimenti e quindi il contenimento di una specie. E lo abbiamo visto, i prezzi dei carburanti sono ritornati a salire, i gestori dei distributori si dicono quindi pronti allo sciopero.
Ieri sembravano che costassero meno, ma invece... È un problema anche per il lavoro, penso. Ma soprattutto per il lavoro. Sembrano pochi 3 centesimi, ma su 100 litri, su 10 volte al mese, diventa un problema grosso. Il greggio cala, scende sotto i 70 euro al barile ai livelli di mesi fa, ma nessun beneficio per i cittadini, anzi i prezzi nelle ultime ore sono addirittura cresciuti, anche per la fine del bonus sulle accise che era stato concesso dal governo. I gestori così vanno veloci verso lo sciopero di più giorni. Sullo sfondo resta il disegno di legge di riforma della rete carburanti, atteso da tempo e mai portato in discussione. Stiamo aspettando un disegno di legge che è ferma nei cassetti ministeriali da diversi mesi, se non dire anni, dove negli ultimi mesi abbiamo trovato un accordo con tutti gli attori protagonisti di questo disegno di legge, però questo disegno di legge, che potrebbe sicuramente ridurre il prezzo in maniera strutturale, non viene presentato, e questa è una cosa che ci mette in allerta. È l'ennesima dimostrazione che non è il gestore a comandare il prezzo, ma sono le società petrolifere a farlo. Purtroppo il prezzo non lo definiamo noi gestori, ma lo definisce direttamente la compagnia petrolifera. È per questo che FAIB e la categoria è in agitazione, minacciando uno sciopero di diversi giorni, proprio perché la categoria e tutta la struttura e la rete carburanti ha bisogno di questo disegno di legge. Confesercenti rifiuta l'interpretazione che prezzi più alti portino anche a un guadagno maggiore dei gestori. Noi non guadagniamo di più, noi, come abbiamo sempre ripetuto, guadagniamo un fisso al litro, quindi più aumenta il prezzo si riducono i consumi e quindi il gestore guadagna meno. L'interesse del gestore è che il prezzo sia un prezzo giusto, congruo. E questa mattina gli agenti della Polizia Locale Mattia Visentin e Fabio Zancolò sono stati ricevuti dal sindaco Simone Venturini, che li ha ringraziati a nome dell'intera città per aver salvato una bambina che stava soffocando. Il sindaco Venturini ha incontrato in municipio a Mestre Fabio Zancolò e Mattia Visentin, i due giovani agenti della polizia locale che con prontezza e sangue freddo hanno salvato una bambina di 2 anni che si stava soffocando con un pezzo di melone. Ho voluto ringraziarli personalmente insieme all'assessore Zaccariotto, vice sindaco Zaccariotto, consegnandogli anche un gagliardetto del comune come segno di ringraziamento. Sono stati veramente un orgoglio per la città e per il corpo e hanno salvato una vita che altrimenti appunto quella bambina sarebbe morta soffocata in quella situazione. Quindi davvero la formazione del corpo, la formazione anche nel primo soccorso si sono dimostrate importanti. Fabio e Mattia stavano effettuando i controlli per il contributo d'accesso quando hanno sentito le urla della mamma. Abbiamo sentito delle urla abbastanza strazianti in lontananza, quindi abbiamo capito subito che era qualcosa di grave, non sapevamo cosa fosse. Niente, quando siamo arrivati insomma ci siamo capiti, nonostante fossero stranieri è stato abbastanza chiaro. Non ci hanno pensato un attimo e mettendo in pratica quanto appreso durante il corso sono intervenuti eseguendo la manovra di Heimlich, nello specifico l'agente Visentin, facendo uscire il boccone che stava impedendo alla piccola turista inglese di respirare. In quelle situazioni è indispensabile capire immediatamente come agire. Il collega ha immediatamente interagito con la madre e con la bambina, vedendo che comunque la madre stava tenendo la creatura e le stava battendo sulla schiena, quindi ancora prima di parlare la situazione era abbastanza evidente. La bambina appunto è stata presa e sono state eseguite le manovre. Lui sapeva come eseguire bene le manovre, mentre lui eseguiva le manovre io ho contattato il 118, ho contattato la nostra centrale operativa per informarli di quello che stava succedendo. Quindi sì, il gioco di squadra è fondamentale. La madre si è messa ovviamente a piangere, non per la disperazione ma bensì per il sollievo, e quello anche noi. Dopo ci siamo spostati affinché la madre potesse cullare un pochettino la bambina, che ovviamente stava piangendo disperata, e per fortuna. A quel punto infatti poteva respirare. Una presenza, quella della polizia locale sul territorio, destinata ad aumentare. Abbiamo fatto un piano che prevede l'assunzione di 200 nuovi agenti di polizia locale nel prossimo triennio. I primi concorsi usciranno già nelle prossime settimane, quindi chi potrà essere interessato, chi ha figli, nipoti o è direttamente interessato, può monitorare il sito internet del comune e partecipare al concorso. L'idea è potenziare il corpo di polizia locale e potenziare anche la videosorveglianza, quindi arrivare da 500 vigili esistenti oggi a 700, già sono quasi raddoppiati negli ultimi anni, e su questo si deve assolutamente
continuare. Come è fondamentale, ribadisce il primo cittadino, che vengano inasprite le pene verso chi commette determinati reati, Borseggi in primis. Per non perdere la fiducia e per non perdere in qualche modo anche nei confronti dello Stato, servirebbero norme più efficaci. Non servono pene infinite, pene severissime, bastano pene certe e rapide, perché altrimenti se non arriva la sanzione la borseggiatrice di turno è ancora il giorno dopo su strada a delinquere. Ed è stata individuata dall'elicottero dei Vigili del Fuoco tra Oriago e Borbiago di Mira la 75enne scomparsa da giorni da casa. Era disidratata ma sta bene. Gli elisoccorritori l'hanno portata all'ospedale per essere affidata alle cure mediche del 118. Il sindaco Dori ringrazia tutti coloro che si sono prodigati nella ricerca: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale di Mira e del Miranese, Protezione Civile con i volontari di Mira e degli altri comuni, Forze dell'Ordine e sanitari, prefettura e tutti i privati cittadini. E ci spostiamo ora a Chioggia, dove il sindaco ha firmato un'ordinanza antivetro e antilattine fino al 30 settembre. Questo, dice, per garantire un decoro e sicurezza a residenti e a tutti i turisti. Mesi estivi per garantire più decoro e maggiore sicurezza. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita per asporto e la detenzione su area pubblica di bevande in contenitori di vetro, lattine o altri recipienti potenzialmente pericolosi nelle zone della movida cittadina. Non posso vedere i passaggi al mare o il muretto di viale Lungomare invasi dalle bottiglie di vetro, ha dichiarato il primo cittadino. Il provvedimento sarà in vigore tutti i giorni dalle 22 alle 6 fino al 30 settembre e interesserà le principali vie e piazze di Sottomarina e del centro di Chioggia, tra cui Lungomare Adriatico, viale Barbarigo, viale Mediterraneo, Corso del Popolo, Riva Vena, San Domenico e numerose aree particolarmente frequentate durante il periodo estivo. Consentita la consumazione delle bevande negli esercizi pubblici e nelle aree esterne regolarmente autorizzate con tavoli e sedie. Per l'asporto, negli orari interessati dall'ordinanza, le bevande dovranno essere servite esclusivamente in bicchieri monouso. Sono inoltre escluse dal divieto le consegne a domicilio e gli acquisti destinati al consumo domestico. La violazione dell'ordinanza comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 250 euro, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente nei casi di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. E parte la 17ª missione volontaria dei cardiochirurghi mestrini dell'Ulstre a El Salvador, un'iniziativa che si ripete da 7 anni e che ha portato a operare in totale 41 pazienti dell'America centrale, salvando regni ma anche provenienti da territori limitrofi come l'Honduras. In questi anni gli specialisti dell'ospedale dell'Angelo hanno effettuato procedure salvavita su aorta ascendente, radice e valvola aortica, trattamenti complessi per aneurismi e dissezioni. Il paziente più giovane aveva 14 anni. E questa era anche l'ultima notizia di oggi. L'informazione di Antenna 3 vi dà appuntamento alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi e buona serata.